Femminicidio di Riese, l'esito del test di paternità sul feto era del compagno Nicola e il figlio che Vanessa Ballana aveva in grembo quando è stata trucidata da Bujar Fandai. Potrebbe essere stata questa la molla che ha fatto scattare la furia del killer. Ancora violenza sugli autobus di Mom. A Pieve di Soligo, 17enne aggredisce a pugni un autista per un assurdo scambio di persone. Il giovane è identificato, l'azienda di trasporto siamo stufi, ora basta. Arroganti e violenti, così commercianti di piazza Vittorio Emanuele II a Pieve di Soligo descrivono i gruppi di ragazzi che da tempo girano impuniti tra le vie del centro creando paura. Minorenne con una pistola in piazza Treviso, la polizia denuncia un 16enne che con l'arma e il passamontagna ha spiegato di voler fare solo dei video da postare su TikTok. Rischia 15 anni di reclusione un 26enne albanese coinvolto in una truffa delle criptovalute, arrestato a Crocetta del Montello, sarà consegnato alle autorità tedesche che lo ricercavano. Dopo lo spostamento dei senza tetto dalla chiesa al seminario vescovile, il parroco di Santa Maria del Sile ripercorre le ultime settimane di polemiche e non esclude di poterlo rifare in caso di necessità. Gelate e vento forte, stato di attenzione in Veneto da domani mattina fino a sabato, l'allerta del Centro Regionale di Protezione Civile. Torna l'iniziativa Treviso Città dell'Amore in vista di San Valentino, ma quest'anno legata anche ad una campagna di prevenzione delle malattie cardiologiche. Buonasera, ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. In primo piano la cronaca, il delitto di Vanessa Ballana è arrivata sulla scrivania del pubblico ministero. L'ultima relazione dell'anatomopatologo Antonello Cirnelli, quella relativa al DNA del feto della giovane mamma. È Nicola Scapinello il compagno con cui viveva il padre biologico del figlio che Vanessa Ballan portava in grembo quando è stata barbaramente uccisa. È questo il risultato del DNA del feto eseguito dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli durante l'autopsia. Un altro tassello che confermerebbe la versione che ha sempre fornito il compagno di una vita di Vanessa. La vittima aveva troncato la relazione con Bujar Fandai, nonostante le minacce e le continue persecuzioni, voleva stare con la sua famiglia, ma lui non accettava di essere stato lasciato, non voleva chiudere quella relazione. Così il 19 dicembre ha scavalcato la recinzione dell'abitazione di Vanessa e prima l'ha colpita in testa e al volto, poi il killer l'ha pugnalata a morte, nonostante il disperato tentativo della giovane mamma di difendersi dai suoi colpi. L'esame aveva stabilito che Ballan è stato ucciso da 8 coltellate, 6 profonde e 2 superficiali, 2 fendenti hanno lesionato i polmoni, mentre uno ha colpito il cuore. Vanessa era incinta da circa 12 settimane. Il 30 gennaio Bujar Fandai parlerà con il magistrato e racconterà la sua versione, la sua verità. Lui ossessionato di Vanessa, con le foto disseminate in tutta casa, infuriato per la fine di questa storia. Forse a far scattare la follia dell'uomo denunciato dalla stessa Vanessa il 26 ottobre scorso per stalking e revenge porn potrebbe essere l'aver saputo che la donna aspettava un bimbo. A trovare Vanessa senza vita il compagno Nicola. Fandai era fuggito cercando di depistare i carabinieri che subito si erano allertati per cercarlo. Poi la cronaca di quella sera quando il quarantenne chiama il 112 ma non si costituisce, perde tempo, torna a casa sperando che i militari lo stiano cercando altrove. Ma dopo la doccia per lui scattano le manette. I carabinieri si erano appostati vicino a casa ad attenderlo. L'avvocato Simone Guglielmin, legale dei familiari della vittima, si limita a dire: Nicola continua a vivere nel dolore da quel tragico giorno. Ennesima aggressione ad un autista mom questa mattina in pieno centro a Pieve di Soligo. Un 17enne si è scagliato contro il conducente della linea 132, strattoni e pugni al volto, l'autista medicato in ospedale. La dinamica è tuttora al vaglio degli inquirenti che stanno indagando sulla vicenda. Pugni al volto, strattoni e urla in pieno centro davanti alla gente. Parlano da sole le immagini del video girato da QDP News. Erano circa le 8 di mattina quando in piazza Vittorio Emanuele II a Pieve di Soligo un giovane ragazzo minorenne italiano di seconda generazione ha aggredito un conducente della linea 132 della MOM per un assurdo scambio di persona. Secondo il 17enne, infatti, l'autista sarebbe stato il responsabile di una manovra pericolosa che qualche tempo fa lo avrebbe visto quasi investito. Così, improvvisa, è scoppiata la furia. A distanza di tempo ha fermato un'altra
l'autobus e ha iniziato a inveire contro l'autista. Da questo fatto ne è nata una colluttazione che ha portato a uno scontro fisico. L'autista che ho potuto incontrare, perché ha dato subito la sua versione alla polizia locale e ai carabinieri, asserisce di aver ricevuto dei pugni. L'ho trovato molto scosso. Un trauma, quello subito dal conducente di circa 60 anni e papà di una bimba di 10, che racconta di essersi istintivamente difeso non appena il giovane ha cominciato ad agitarsi e a colpirlo ripetutamente in volto. Medicato dal personale del municipio subito dopo l'aggressione, l'autista è stato portato in pronto soccorso, dove ha rimediato 4 giorni di prognosi a causa dei pugni inferti alla bocca. Che questa persona è stata subito identificata e quindi adesso si avvieranno le indagini del caso. Vicinanza al dipendente espressa da Mom, che intende procedere per vie legali. Il ragazzo potrebbe infatti rispondere del reato di interruzione di pubblico servizio, anche perché oltre all'aggressione il giovane ha danneggiato i sistemi interni della corriera. Di queste situazioni subiamo anche di danni come azienda, perché adesso l'autista che sta a casa 4 giorni è un problema perché non è che abbiamo autisti in esubero, ma è un problema anche sotto l'aspetto economico per la società. Se questo signorino ha rotto, non so, la VM è un altro problema. Si tratta dell'ennesima aggressione al personale del trasporto pubblico della Marca. Degli scorsi giorni la violenza a Conegliano ad un controllore ferito alla mano dopo aver chiesto ad un ragazzo di esibire il biglietto di cui era sprovvisto. Esasperazione da parte di Mom. È una situazione che non può essere accettata più. Stiamo facendo maggiori controlli. Questo sta dando anche i suoi risultati, quindi con l'impiego anche di esterni, quindi di vigilanti che in qualche modo possono garantire la sicurezza anche al nostro personale e all'utenza. Arroganti e violenti, così commercianti del centro di Pieve di Soligo descrivono i gruppi di ragazzi che da tempo girano impuniti tra le vie del centro, creando paura. La mattina quando vengo, sì, perché io vengo qua alle 5:10, 5:15 e non c'è nessuno. Ti fa paura, mi chiudo dentro. Entrano nei locali con fare arrogante e aggressivo, non ascoltano gli inviti ad uscire, creano situazioni di disagio per i modi scontrosi e spesso irrispettosi dei clienti e delle persone. Dopo l'aggressione all'autista Mom in pieno centro di fronte al municipio da parte di un ragazzo di 17 anni, i titolari dei locali della piazza sono stanchi delle continue scorribande di giovani, per la maggior parte minorenni, che si ritrovano in gruppo nella zona e che girano impuniti. Cosa penso? Penso tutto quello che pensano tutti, che qua le leggi sono e allora si fa quello che le pare, chiunque fa come le pare, tanto non succede niente. Ci sono dei ragazzini che non è bello vederli così fuori, perché hanno dei comportamenti sbagliati nei confronti delle persone. Quando vengono dentro bisogna avere molta forza di volontà di star calmi, perché sennò più di uno sarebbe da mandarlo fuori e non è bello vederli in piazza, perché noi siamo abbastanza adulti, ma i vecchietti, questo mi fa paura, ecco, per gli anziani, per le persone deboli. Ragazzi di cui anche i residenti lamentano la presenza, poco inclini all'ascolto e al rispetto delle regole, soprattutto nei locali pubblici, dall'utilizzo dei servizi all'interno dei bar senza comprare nulla, all'atteggiamento strafottente nel chiedere i biglietti degli autobus. Ti fronteggiano, ti istigano non so spiegarti, però sono sbruffoni, hai capito? Anche quando vengono a prendere un biglietto, se non ce l'hai ti minacciano. Si unisce ai commercianti anche il sindaco Soldán. È il momento di dire basta, commenta, offriamo dei servizi e non è ammissibile che il lavoro delle persone possa essere messo a repentaglio in questo modo. Aggressività che non fa sentire nessuno al sicuro. Non ho paura perché io sono una che reagisco, riesco a reagire, quindi mi impongo. La paura è quando arrivo la mattina che non c'è nessuno, quella mi fa la paura, perché non si sa cosa aspetti fuori, ecco sì, quello sì. Minorenne con una pistola in piazza Santa Maria del Rovere a Treviso. La polizia ha rintracciato e denunciato il sedicenne che con l'arma e il passamontagna rinvenuti ha spiegato di voler fare solo dei video da postare su TikTok. Lo scorso 17 ottobre era stato sorpreso in piazza Martiri di Belfiore a Santa Maria del Rovere mentre mostrava una pistola a un gruppetto di ragazzi, anche loro minorenni. All'arrivo di una volante della polizia era scappato lasciando cadere quella riproduzione di una Glock priva di tappo rosso. Le indagini della squadra mobile hanno consentito 3 mesi dopo di individuare e denunciare per porto abusivo d'armi un sedicenne di origini albanesi. Quel giorno aveva anche abbandonato sul posto un borsello con all'interno un passamontagna che secondo la sua versione
munizione di poi, doveva servire insieme all'arma solamente per realizzare dei video su TikTok. Ma la Procura dei minori di Venezia ha autorizzato una perquisizione domiciliare per verificare se invece il giovanissimo, armato e travisato, non avesse messo a segno dei colpi. Non è stato però rinvenuto nulla. Il sedicenne era già stato denunciato in passato per ricettazione per essere stato trovato in possesso di una bicicletta di valore oltre 1.000 euro risultata rubata. Arrestata dai carabinieri di Montebelluna una rapinatrice seriale, si tratta di una trevigiana di 29 anni. Dal 2011 al 2016 ha messo a segno una serie di colpi nel Trevigiano. Nelle scorse ore i carabinieri di Montebelluna l'hanno rintracciata ed arrestata. Si tratta di una trevigiana di 29 anni. Sulla giovane pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Venezia per un cumulo pene da scontare per quasi 7 anni di reclusione. La donna aveva commesso una rapina nel giugno del 2011 ai danni di un supermercato del capoluogo. A dicembre 2016 altra rapina, questa volta in un'abitazione a Castelfranco Veneto. La 29enne è poi accusata di un furto sempre in una casa nel 2013 a Monastier ed un altro colpo in abitazione nel settembre 2015 a Rese Pio X. È stato proprio durante questo furto che i carabinieri della locale stazione sono riusciti a intervenire in flagranza di reato arrestando la donna con altri complici. La 29enne destinataria del provvedimento restrittivo è stata associata alla casa circondariale di Venezia. Rischia 15 anni di reclusione un 26enne albanese coinvolto in patria in una truffa delle criptovalute. Arrestato a Crocetta del Montello, sarà consegnato alle autorità tedesche che lo ricercavano. Ricercato per aver truffato a decine di clienti tedeschi che avevano investito in criptovalute 1.279.000 euro. Un 26enne albanese ha lasciato Tirana per l'Italia rifugiandosi a Crocetta del Montello, dove ha trovato una compagna e un lavoro. Ma su di lui pendeva un mandato di arresto europeo che gli agenti della squadra mobile hanno eseguito nelle scorse ore, conducendo il giovane in carcere a Treviso, dove si trova ora a disposizione dei giudici della Corte d'Appello di Venezia per l'estradizione in Germania. I fatti contestati sono avvenuti tra il 2019 e il 2021 nella capitale albanese, dove il 26enne lavorava per una società di cyber trading. Truffa aggravata la contestazione che secondo la legge tedesca potrebbe costargli una condanna fino a 15 anni di reclusione. Il parroco di Santa Maria del Sile ripercorre queste settimane quando aveva accolto in chiesa alcuni senza tetto e non esclude di poterlo fare in futuro se necessario. Una sera appunto uno di loro mi si è avvicinato, mi ha preso in disparte e mi ha detto che aveva capito che c'erano dei problemi. Mi fa: guarda che se tu hai dei problemi per noi, dice, io parlo per me, ma se tu hai dei problemi per noi io esco fuori subito. Allora io mi sono un po' commosso, l'ho mandato da un'altra volontaria per fargli spiegare che invece noi eravamo contenti che ci fosse, che non si preoccupasse. Ecco. Perché lei non riusciva a parlargli? Io non riuscivo a parlare. Si emoziona ancora Don Giovanni Kirchner ricordando questo episodio, uno dei tanti vissuti durante i giorni d'accoglienza di alcuni senza tetto in chiesa accanto all'altare. Giorni contraddistinti da una gara di solidarietà tra chi ogni notte dormiva con gli ospiti, chi tutte le mattine portava la colazione e chi invece si presentava con cibo o indumenti o semplicemente per esprimere il proprio appoggio al parroco. Ma sono stati anche giorni di polemiche sfociati con la proposta di una petizione da parte di alcuni residenti per allontanare da Santa Maria del Sile Don Giovanni. Noi siamo anche disposti chiaramente a incontrare e a parlare con tutti. Purtroppo non abbiamo avuto questa possibilità con loro, quindi non sappiamo neanche bene dare una dimensione a questa protesta. Una vicenda chiusasi qualche giorno fa con il trasferimento degli ospiti che secondo Don Giovanni non ha incrinato i rapporti di collaborazione con Casugana. C'era un accordo prima e questo accordo rimane e ci sarà da qua in avanti. Ecco. Dopo, se vogliamo dire che possiamo fare meglio, certo, questo gesto non era contro qualcuno, ma era cercare una soluzione. Ma l'impegno del parroco di Santa Maria del Sile prosegue, aiutando alcune di queste persone a ricostruirsi una vita. Se però poi chiediamo a Don Giovanni se sarebbe pronto a riaprire le porte della sua chiesa, in questo momento non saprei dirlo sinceramente. Il nostro impegno principale non è quello nell'ospitare fisicamente le persone, ma è quello di lavorare come comunità perché queste persone non abbiano più bisogno di essere ospitate da qualche parte. Però non lo esclude. Non lo escludo perché
questa è la vita, insomma. Stiamo lavorando per incrementare ulteriormente la disponibilità di spazi, ma è importante continuare a dialogare con tutte le realtà coinvolte perché non si facciano scatti in avanti, evidenzia il sindaco Conte. Un piccolo invito che faccio a Don Giovanni è quello di condividere con questa rete quelle che sono delle iniziative per evitare di creare malintesi, incomprensioni o tensioni nella comunità. E adesso il difficile momento del commercio in centro a Treviso con l'analisi della Presidente di Veneto Imprese Unite che dice la vera sfida oggi è resistere. Speriamo di aver già toccato il fondo e che questo sia un momento di risalita. Sarà lento, sarà impegnativo per tutti, ma l'impegno c'è. La consapevolezza delle difficoltà vissute e la speranza di essersele lasciate alle spalle. Per i commercianti questi ultimi sono stati anni complicati, prima per la pandemia, poi per gli aumenti dei costi legati anche alle tensioni internazionali. Oggi la vera sfida, spiega Piovesan, è continuare ad esserci. Bello quando ci sono negozi nuovi, ma un grazie soprattutto a chi resiste e che continua a investire sul territorio e su Treviso centro storica che esiste già, perché quella è la difficoltà e la resistenza oggi. Bollette, affitti, inflazione, tutte voci che a fine mese pesano sulle casse delle attività commerciali. Gli affitti, come tutte le spese fisse, vanno a intaccare tantissimo su quello che è l'incidenza di spesa generale di fine mese di un commercio, di un'attività commerciale. E così anche investire diventa una sfida. Anche gli investimenti sono sempre più tirati. Ringrazio e ne approfitto per tutti i commercianti che stanno rinnovando, e ce ne sono parecchi a Treviso, le strutture, che stanno rinnovando le vetrine, gli stabili. Puntare sul turismo, sugli eventi, sulle iniziative che portino sempre più persone nel cuore della città. Per i commercianti è questa la vera battaglia da vincere. Un aiuto agli affari potrebbe arrivare dai saldi, ma in attesa di un primo bilancio una cosa sembra ben chiara. Sarebbero da ritoccare le date e farli sicuramente non con una data di calendario, ma con una data diciamo di meteo. Quindi lavoreremo anche per proporre delle tempistiche di saldi più concrete. A girare la bocciatura della legge sul fine vita approvando una delibera in giunta. Lo suggerisce l'associazione Coscioni alla Regione, associazione che sta per depositare le firme per un'iniziativa analoga a quella bocciata in Veneto anche in Lombardia. Valuteremo, dice il presidente Zaia, intanto domani pomeriggio a Venezia resa dei conti nel Partito Democratico. La valutazione sulle tempistiche è una valutazione concreta che si può fare se si tratta di uniformare, però penso che in assenza di una legge termini perentori tu non li puoi dare. Puoi dare indicazioni, ma non è che tu puoi dire da oggi si istituisce che. Va fatta una valutazione sull'ipotesi di aggirare la bocciatura della legge sul fine vita approvando una delibera di giunta o emanando una circolare che detti i tempi di risposta delle ULSS. Commenta così il presidente del Veneto Luca Zaia la proposta lanciata da Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, spunto fatto proprio dalla consigliera regionale del Veneto che vogliamo Elena Ostanel, che ha presentato immediatamente un'interrogazione urgente. Non è un caso che si siano affrontati questi temi con le leggi. Devo anche dire una cosa, che vedendo diciamo il consuntivo delle famose 7 pratiche, 7 sono, no? 6 pratiche del Veneto, ricordo delle quali 4 rigettate, alla luce di queste pratiche che abbiamo avuto modo di vedere al consuntivo, sono tutte pratiche che hanno avuto tempi di risposta celere. Resta il dato politico, con una Lega che si è spaccata e il segretario federale Matteo Salvini che ha dichiarato che lui in aula avrebbe votato no alla legge. Penso che è la prova provata che c'è la libertà di pensiero, tant'è vero che lo stesso gruppo nostro, per il quale io voglio ricordare, non ho mai voluto fare la conta. E se da un lato Salvini ha detto che lui avrebbe votato no, dall'altro c'è il segretario della Lega regionale Stefani che ha detto che avrebbe votato sì, ma non ci vedo contrapposizioni, ci vedo diversità di visioni. Il vice segretario regionale Riccardo Barbisan legge in positivo questa pluralità di anime. Credo che la Lega abbia dato il miglior esempio in Consiglio regionale, proprio perché tutto quello che oggi si dice dei frazionamenti, chi sì, chi no, chi si è astenuto, eccetera, la Lega ha fatto presente
che nel suo gruppo consigliare erano possibili tutti gli atteggiamenti. Quindi sinceramente io non mi metto tra coloro che fanno la caccia alle streghe, tra chi ha votato sì e chi ha votato no. Ma per Giuseppe Paolin, segretario organizzativo del partito, andare in ordine sparso non ha giovato a nessuno. La questione secondo me doveva essere affrontata dalle segreterie sia regionale ma anche nazionale, non si può essere, cioè il problema va valutato e va dato una linea. Probabilmente uno degli errori è stato non affrontarlo prima questo. Dalla resa dei conti in Lega a quella nel Partito Democratico, nelle prossime ore i consiglieri regionali Dem si riuniranno alla presenza del segretario Andrea Martella per un confronto che si preannuncia duro dopo la scelta di Anna Maria Bigon di astenersi sul fine vita senza lasciare l'aula e facendo di fatto bocciare la legge, con il vice capogruppo Jonathan Montanariello che si è dimesso in aperta polemica con la decisione di lasciare libertà di voto nel partito su un tema cardine del centro-sinistra. Dalla sua, Fratelli d'Italia sottolinea la compattezza dei suoi consiglieri e organizza un convegno sul tema. Fratelli d'Italia è sempre stata contraria alla proposta di legge regionale sul fine vita e oggi, dopo la votazione caos che ha spaccato la Lega, ma anche il Partito Democratico, marca le distanze. I consiglieri di Fratelli d'Italia affermano di lasciare agli altri le polemiche interne e vanno oltre. Assistenza ai malati terminali, sostegno alle cure palliative e gestione del fine vita lasciato esclusivamente a Parlamento e Stato. Il PD stesso comunque se era compatto poteva far passare questa legge, ma giustamente una consigliera non se l'è sentita. Non farei un discorso politico, ma farei un discorso più che altro personale. Ognuno ha votato secondo propria coscienza. Noi riteniamo in questo momento un progetto di legge a rischio costituzionale e pertanto abbiamo detto fin dall'inizio il no, chiedendo anche naturalmente dei pareri. È stata fatta una forzatura portandolo in aula e l'Aula, devo dire anche in maniera molto attenta e di alto livello, dopo una grande discussione ha preso una decisione. Non mi interessa entrare nel merito della spaccatura all'interno della Lega, tra la Lega Zaiana e la Lega Salviniana, piuttosto che all'interno del Partito Democratico tra Dem e progressisti. Magari Fratelli d'Italia lo ha fatto nel suo percorso, ha una posizione netta su questo tema e quindi è riuscita ad arrivare compatta. Fratelli d'Italia ricorda che aveva avanzato dubbi sulla proposta fin dall'inizio. La priorità è quella di accompagnare malati e famiglie alla fine della vita. Avevamo delle perplessità che sono state poi evidentemente anche patrimonio di altri colleghi e nel contenuto per ribadire che per noi la vita è sacra, che abbiamo come dovere quello di lavorare per accompagnare anche le persone più fragili, i nostri malati, le famiglie. E 2 giorni dopo la votazione, è impossibile pensare che non sia una dimostrazione di forza, ecco buona parte dei consiglieri regionali di Fratelli d'Italia in prima fila per un breve convegno sul fine vita organizzato a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale. Non si è trattata di una spaccatura del centrodestra, in effetti Fratelli d'Italia aveva dichiarato da subito che avrebbe votato contro questa legge. Forza Italia nella sua dichiarazione di voto compatta contro la legge e il capogruppo della Lega Pan che ha dichiarato e votato contro. Poi c'è stata una libertà di coscienza sui temi etici, si usa così ed è giusto anche che sia così. Gelo e vento forte caratterizzeranno la situazione meteo in Veneto a partire da domani 19 gennaio. Alla luce delle previsioni emesse dall'ARPAV, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso 2 diversi bollettini decretando in entrambi i casi lo stato di attenzione. Per vento forte è dichiarata la fase operativa di attenzione su pianura meridionale, costa e pianura limitrofa dalle 8 di domani alle 19 gennaio alle 9 del 20 gennaio. Per gelate è dichiarata la fase operativa di attenzione su zone montane, pedemontane e pianura interna dalle 21 di domani alle 9 del 20 gennaio. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta torna l'iniziativa Treviso Città dell'Amore in vista di San Valentino, ma quest'anno anche legata ad una campagna di prevenzione delle malattie cardiologiche. Piazza Rinaldi, Buranelli, Piazza Pio X, Pescheria, Piazza Borsa, Ponte dell'Università e Calmaggiore. Treviso riaccendi, cuori luminosi, riproponendo l'iniziativa dello scorso anno in occasione di San Valentino. Dal 18 gennaio al 18 febbraio, girando per la città, ci si potrà imbattere nelle romantiche installazioni per scattarsi un selfie, scambiarsi un bacio, ma anche per prendersi cura di se stessi e del proprio partner. Comune e Veneto Imprese Unite, infatti, hanno dato vita all'iniziativa che, grazie alla collaborazione del presidio ospedaliero di Monastier, guarda alla prevenzione
prevenzione delle malattie cardiovascolari, che sono la principale causa di morte in Italia. Accanto ai cuori sarà installato un totem. Inquadrando il QR code si potranno avere informazioni sugli stili di vita da adottare per prevenire queste patologie. Anche la possibilità di prenotare un check-up che potrà essere o singolo o di coppia, appunto perché vorremmo che una persona pensasse alla salute del proprio partner e gli regalasse questo tipo di approfondimento. Il check-up con tariffe scontate sarà disponibile per tutto il periodo dell'iniziativa, così come l'impegno dei commercianti con vetrine a tema e menù particolari legati alla festa degli innamorati. Unire le emozioni di San Valentino anche alla cultura della prevenzione credo che sia davvero un messaggio importante che parte dalla città di Treviso. Non saremmo riusciti a fare tutto questo senza i nostri commercianti e senza la casa di cura Giovanni XXIII. Nel giorno della memoria, il 27 gennaio, i cuori resteranno spenti nel rispetto e nel ricordo delle vittime della Shoah. L'attesa è finita, alle 12 di oggi si è chiusa la procedura di gara per la realizzazione della pista da bob a Cortina. Una sola offerta è pervenuta e per una casualità l'annuncio è stato dato dal Presidente Zaia durante la consueta conferenza stampa convocata a Palazzo Balbi. Mi avete il mio telefono? Vediamo se qualcuno ha scritto, non so, te lo dico. Abbiamo un'offerta per bob. Le 12:18 a Palazzo Balbi, il Presidente Zaia sta rispondendo alle domande dei giornalisti nel consueto punto stampa. Il momento è quello buono. Alle 12 è scaduto il termine previsto dal bando di gara per la realizzazione della pista da bob più snella ed economica voluta dal Ministro Salvini. E finalmente almeno un'offerta si è appalesata, quella della Pizzarotti di Parma. Diciamo che oggi finalmente splende invece il sole su Cortina, nel senso che con questa prima informazione che ho avuto dal commissario di Sant'Andrea, dove c'è stata una partecipazione alla gara, è questo per noi di conforto, perché forse finalmente vedremo partire l'opera. 750 giorni segna il countdown della Fondazione Milano Cortina ai Giochi Olimpici del 2026, 685 quelli previsti dal bando per la realizzazione dell'opera, che nel sito di Simico risulta già in fase di aggiudicazione. Il progetto, ha ribadito oggi Zaia, non è governato dalla Regione Veneto. Cercheremo di capire se l'azienda c'è, se ha titolo e ha tutti i requisiti, se ci sono le garanzie, dopodiché potremo dire che se CIO accetterà, ma questo dovremo capire, in base alle garanzie che verranno date sulla tempistica, il bob si potrà realizzare. Dalla sede municipale il sindaco Lorenzi fa gli scongiuri, certo oggi con meno apprensione rispetto al passato. Voglio essere positivo, finalmente incominciare a fare una narrativa più positiva, e quindi prendendo quello che è oggi il messaggio che c'è stata partecipazione, e questo mi riempie di gioia. Oltre 76 milioni contro i 124 del progetto Cortina 1, il prezzo a base d'asta, con un ribasso concesso fino a poco più di 63 milioni, esclusi i costi per la manodopera. Io dico che va comunque realizzato solo nella condizione in cui sarà ad ospitare le Olimpiadi. Qui però è doverosa una precisazione legata al vincolo previsto nel capitolato d'appalto. L'opera dovrà essere realizzata in ogni caso anche nell'eventualità di un veto del CIO, la cui decisione finale è attesa per il 31 gennaio. Il punto sarà perciò convincere Thomas Bach. La totalità delle risorse derivanti dall'idroelettrico restano a Belluno. La fine dell'attesa con suspense questa mattina, quando è arrivato il via libera dalla Commissione Urbanistica Regionale, che ha confermato il prospetto di riparto contenuto nella legge del 2020 voluta dall'assessore Giampaolo Bottacin. Per la montagna bellunese si è giocata la partita della vita, quella sulle risorse derivanti dallo sfruttamento idroelettrico. La Commissione regionale urbanistica ha dato il via libera alla proposta di riparto contenuta nella legge Bottacin del 2020, che prevede una quota del 100% alla provincia di Belluno, 19 milioni su un totale di circa 28. La Commissione, intanto ringrazio tutti i commissari, la Commissione ha approvato il riparto da me proposto, che prevedeva, come è accaduto in passato, che per la provincia di Belluno ci fosse il 100%. Questo è motivato
tutte le sovrapposizioni normative che ci sono state negli ultimi anni. Tirava una brutaria alla vigilia, almeno fino alla scorsa settimana, quando era apparso chiaro a tutti che la Presidente della Commissione, la leghista Silvia Rizzotto, aveva lanciato l'idea di rivedere il piano di riparto, sollevando l'ira del PD, oltre che dell'assessore Bottacin. Il punto all'ordine del giorno della riunione in agenda giovedì scorso è stato discusso oggi. In mezzo l'incontro chiarificatore fra il segretario veneto del Carroccio, Stefani, e Bottacin. Un faccia a faccia dall'esito positivo che evidentemente ha consentito di rivolgere nuovamente l'attenzione richiesta per la montagna bellunese. Un unico rilievo hanno sollevato i commissari, e cioè quello di sapere nel dettaglio come l'ente provincia intende spendere quelle risorse. In passato la monetizzazione dell'idroelettrico è stata utilizzata per le case di riposo, i ristori post pandemia, la difesa del suolo e nel 2023 anche per il trasporto pubblico locale. Poi ci è stato chiesto un aggiornamento sui contenziosi in essere, perché una parte di questi soldi non sono ancora arrivati anche per gli anni precedenti, e abbiamo spiegato lo stato dei contenziosi che peraltro riguardano anche altre regioni. Si tratta dei contenziosi con i produttori di energia elettrica che rallentano l'erogazione dei fondi in attesa delle sentenze dei tribunali. Quelle relative alle centrali a scavalco fra il Veneto e il Trentino sono state risolte la scorsa estate con la piena vittoria della Regione Veneto. Per il territorio bellunese e comunque per il Veneto tutto, quella di oggi una giornata importante. Questa norma prevede sì dei finanziamenti alla provincia di Belluno, ma prevede dei finanziamenti a tutte le province del Veneto, e quindi direi che è una soddisfazione per tutto il territorio regionale. Tanti incidenti e anche qualche ferito a causa del ghiaccio sulle strade. Un uomo ha perso la vita a Farra dal Pago, ma probabilmente a causarne il decesso un malore che ha causato l'uscita di strada. Nelle locandine si parla di gelicidio e in effetti diversi automobilisti ne hanno fatto le spese, tra cui anche un uomo di 86 anni che, colto da malore, è uscito di strada a Farra dal Pago e poi ha perso la vita. Una dozzina da ieri gli interventi dei vigili del fuoco, tra cui uno dei più complessi è stato quello di questa mattina sulla strada provinciale 31 nel rione Santa Caterina di Ponte nelle Alpi. Incidenti in cui è intervenuta anche la polizia stradale di Belluno. Una mezza dozzina i sinistri avvenuti in comune di Ponte nelle Alpi, ma tutti su strade provinciali. Il gelicidio che ha colpito tutta la provincia ha avuto anche delle ripercussioni nel comune di Ponte nelle Alpi. Infatti ieri sera sono stati 2 gli interventi da parte dei vigili del fuoco sulla statale che da Lizzona alla Secca porta all'Alpago. Un terzo incidente, un camion che è entrato nella frazione di Polpet, non aveva gomme invernali e quindi si è bloccato e c'è stata la rimozione da parte dei vigili del fuoco. Gli interventi richiesti ai vigili del fuoco, oltre che a Ponte, sono stati a Vodo di Cadore, Rocca Pietre, Cortina d'Ampezzo e Feltre. Grazie all'intervento di Veneto Strade stiamo intervenendo un po' in tutti, soprattutto quelle di montagna, che sono più a rischio, ma adesso è in arrivo una forte gelata, quindi il rischio è il ghiaccio, e quindi da questo punto di vista ci stiamo attivando, ma si stanno attivando anche i comuni. Devo dire che ANAS è un grandissimo lavoro di squadra in queste ore, in modo di evitare soprattutto la discesa della temperatura durante la notte, che potrebbe provocare quindi grande attenzione da tutti coloro i quali viaggiano sulle nostre strade. Tutti gli incidenti sono stati dovuti al fondo stradale ghiacciato, come nel caso della provinciale 31, dove gli stessi uomini delle forze dell'ordine intervenuti ci hanno detto che non si stava nemmeno in piedi. Migliore la situazione nel capoluogo. I 2 centimetri non erano sufficienti per far uscire gli spazzaneve, perché ce ne vogliono almeno 3, però nelle zone diciamo più critiche, da parte del Nevegal piuttosto che del Castionese, qualche parte anche sul Col di Roanza, insomma siamo intervenuti subito. Abbiamo avuto 2 o 3 segnalazioni, ma poco conto insomma rispetto alle necessità. Siamo usciti già stamattina dai 5, c'erano gli spargisale e spargighiaia, quindi insomma tranquillo. Si sblocca il recupero di Palazzo Gazzi a Feltre. La Giunta Comunale ha dato l'ok alla manifestazione di interesse pervenuta lo scorso dicembre, che ridarà vita allo storico immobile, futuro centro di accoglienza e di ristoro per i turisti.
È uno dei palazzi nobili che si affacciano su Piazza Maggiore, realizzato a metà del Cinquecento in seguito a una concessione del Maggior Consiglio cittadino. Palazzo Gazzi è stato sottoposto a un importante intervento di restauro nel 2000 che ha portato alla luce strutture d'epoca romana e rinascimentale. Presto il palazzo avrà nuova vita. La Giunta Comunale di Feltre ha dato il via libera alla manifestazione di interesse che contempla una molteplicità di attività nelle sale poste al piano terra dell'immobile. È un passo avanti rispetto a un immobile in cui sono stati investiti tanti soldi e che adesso era fermo e utilizzato temporaneamente dall'ufficio turistico. La manifestazione di interesse, l'unica arrivata, contempla la gestione dell'esercizio pubblico con attività di bar, ristorazione veloce e vendita di prodotti tipici. C'è la possibilità poi di ampliare e ridefinire il canone e di andare avanti con questa struttura. È una struttura storica della città di Feltre e comunque un punto di animazione importante per la piazza. La speranza è di riuscire ad aprire entro l'avvio della prossima stagione estiva, perché Palazzo Gazzi rappresenta uno snodo strategico importante per le politiche di sviluppo turistico del centro storico di Feltre e dell'intera città, oltre che la sede di un servizio importante per cittadini e visitatori. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Temporaneo miglioramento del tempo. Giovedì 18 gennaio, breve tregua in attesa di nuove piogge. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto cielo nuvoloso fino alle prime ore del mattino, sarà possibile qualche precipitazione, poi in diradamento con fenomeni via via assenti nel pomeriggio. Neve sui 1000-1300 metri sulle Dolomiti. Temperature in generale aumento, minime tra 2 e 4 gradi, massime comprese tra 7 e 10 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso inizialmente non mancheranno residue precipitazioni anche moderate. Incessazione a seguire, ma il cielo rimarrà coperto su tutta la nostra regione. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime sui 7-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il cielo sarà variabilmente nuvoloso con qualche piovasco la mattina. Temperature minime tra 0 e 1 grado, massime sui 7-8 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.